Ci sono volute le guide del soccorso alpino di Belluno per consentire ai tecnici di Enel di mettere in sicurezza la linea di media tensione tra Rabba e Passo Campolongo, uno snodo cruciale per l'Alto Agordino che rifornisce tra gli altri anche il centro meteorologico di Araba e numerosi ripetitori telefonici. Questa è una delle tante task force ancora impegnate in un bellunese letteralmente travolto da uno spesso manto bianco e dove i vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente da una settimana. In poco meno di 7 giorni 800 gli interventi a fronte di oltre 1000 chiamate. A monitorare la situazione dall'alto è l'elicottero Drago 81. Drago che continua a sorvolare tutte le aree a rischio valanghe, in particolare quelle spogliate dagli alberi dopo Vaia. Ruspe, pale e mini escavatori sono arrivati dai comandi di Verona, Padova, Treviso e Udine. Vigili volontari continuano a garantire il trasporto di generatori per l'energia elettrica in Val di Zoldo, isolata dalla frana caduta sulla strada principale, arteria sulla quale sta operando senza sosta Veneto Strade, che si dà una precisa tempistica. Riusciremo a liberare la strada con un'unica corsia, spero prima di Natale, è quello che vogliamo fare, e poi andremo anche verso fine gennaio perché sono per riaprire la strada in sicurezza, perché sono necessari importanti interventi sul versante di frana. L'emergenza quindi è finita solo formalmente, resta un territorio da rimettere ancora una volta in piedi.